noi ora parliamo di spettacolo perché oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la presentazione delle cinquine della pellicola d'oro, riconoscimento dedicato alle maestranze del cinema italiano. Per noi Alessandro Triolo. Un premio dedicato alle maestranze e all'artigianato del cinema italiano, a chi il cinema lo vive dal dietro le quinte e senza cui i film e le serie TV di cui godiamo ogni giorno non esisterebbero. È il premio La Pellicola d'Oro, giunto quest'anno alla sua 15ª edizione e le cui nomination verranno presentate questa sera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I candidati al premio sono stati scelti da una giuria composta da 260 professionisti del settore, un premio dedicato a tutti quei nomi che appaiono durante i titoli di coda, spesso troppo poco considerati e che invece sono essenziali, spiega ai nostri microfoni Enzo De Camillis, regista e sceneggiatore, nonché ideatore della Pellicola d'Oro. Importante questa edizione perché presentiamo le cinquine qui al MIMIT, quindi al Ministero del Lavoro, e quindi diamo un valore anche alle cinquine, a chi è che entra nelle nomination, non soltanto al premiato. È la cosa che noi cerchiamo, almeno io penso, spero di arrivare a organizzare una scuola sulla formazione dei mestieri che purtroppo noi non abbiamo. Sabato 14 giugno la cerimonia con la consegna dei premi presso il Ministero di Via Veneto. I riconoscimenti prevedono un premio alla carriera agli attori, registi, tecnici e anche alle aziende che hanno contribuito a valorizzare il cinema italiano e soprattutto a garantire la salvaguardia delle professioni nell'industria del cinema.